Buonasera, bentrovati all'appuntamento del martedì con il Sindaco Risponde. Ricordo sempre che noi iniziamo i nostri telegiornali, l'informazione di TV7 sempre con le immagini che riguardano la guerra, questa orribile guerra che ormai tutti voi conoscete, nella speranza e nell'augurio nel vedere queste immagini che qualcuno riesca a farla smettere, davvero, perché è una cosa incomprensibile nel 2022. Va bene, ad ogni modo questa sera non è potuto venire il Sindaco perché, come saprete, è stato colpito da Covid, ma è in via di guarigione, naturalmente già da domani, tampone permettendo, potrebbe essere di nuovo all'opera, però viene a trovarci il vice sindaco Andrea Michalizzi. Buonasera. Buonasera. Michalizzi, grazie di essere con noi. Buonasera a voi. Vi ricordo i numeri per interagire con noi: 049 80 777 53 per le telefonate, 345 33 41 171 per i messaggi. Il sindaco risponde @gruppotv7.com per le email durante la settimana. Vi ricordo che poi siamo sulla piattaforma di Facebook, nella pagina di iReporter, potete scrivere e fare delle domande anche sulla nostra pagina Facebook. Come va Michalizzi? Ma bene, siamo, come dire... È vice sindaco con deleghe ai lavori pubblici, infrastrutture, manutenzione, patrimonio e partecipazione, edilizia comunale, protezione civile, acque fluviali, arredo urbano, valorizzazione delle cinta murarie e del Parco delle Mura. Chi più ne ha più ne metta. Ma guardi, io sono innamorato della nostra città e grazie anche a questa attività, alle deleghe, approfondisco e scopro cose di Padova, come dire, che amministrandosi ha il privilegio di poter vedere anche da vicino e accompagnare alcune trasformazioni. Insomma, i lavori pubblici soprattutto ti danno questo tipo di opportunità. E questa è una bella cosa. Allora, cominciamo, prima nell'attesa di telefonate e messaggi, per quanto riguarda l'accoglienza. Poi abbiamo visto le immagini della guerra, domani c'è la presentazione dell'hub di raccolta degli aiuti umanitari per l'Ucraina. Ci vuole raccontare qualcosa? Sì, tra l'altro è una delle mie deleghe, la protezione civile, nella propria sede, nella nostra sede, quella in Corso Australia. È un grande capannone con centrale operativa, centralino telefonico e un grande magazzino, i volontari che ci operano. Allestiremo lì, in accordo anche con il consolato, domani ci saranno anche i rappresentanti del consolato ucraino, un punto di stoccaggio beni di prima necessità da inviare in Ucraina. Vogliamo essere punto di riferimento sia di cittadini ma anche di associazioni che non hanno spazio ma sono, come dire, attive in questo momento nel recupero di beni di prima necessità da mandare in Ucraina. E quindi chi vorrà farlo, domani verrà presentato questo hub per cercare di dare una mano, appunto. Siamo attivi già da oggi, in realtà, domani comunichiamo il servizio, però tutti i giorni da martedì a venerdì e anche 2 pomeriggi la settimana. Bisogna guardare sul sito del Comune di Padova, adesso non mi ricordo esattamente quali pomeriggi, il centro è aperto per ricevere del materiale che deve essere, attenzione, imballato secondo le caratteristiche che tutti i volantini e i materiali informativi danno, perché poi quando viene spedito, insomma, non c'è tempo ovviamente nei territori interessati di prepararli, di stoccare. Va bene, allora abbiamo la prima telefonata, sentiamo che abbiamo in linea. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto? Dennis, Elisabetta, mi date qualche notizia? C'è, non c'è? Dal ritorno mi sembra c'è, provo. Pronto, buonasera. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Buonasera, io sono Antonella. Da dove chiama, signora Antonella? Da Padova, dalla Sacra Famiglia. Prego, signora Antonella. Buonasera, volevo chiedere al vice sindaco, so che dovrebbero partire a breve i lavori della zona di Piazza Mazzini. E quando ci sono stati i lavori lì di Piazza dei Gasperi, l'impatto sul traffico è stato pressoché nullo, si è avuto solo sui parcheggi l'impatto. Adesso suppongo che invece i lavori su Piazza Mazzini influiranno sia sul traffico che
sulla futura circolazione della zona. Quindi chiedevo se si può avere qualche informazione su come verrà gestita questa cosa, quando partiranno i lavori, quanto tempo dovrebbero durare e come affronteremo la circolazione di quella zona. Io ho un ufficio nelle vicinanze, come affronteremo la circolazione in quella zona durante i lavori. E poi, se posso, magari dopo, ho sentito durante il telegiornale parlare appunto dei plateatici che ritorneranno a pagamento, vabbè, ci può stare, e volevo capire se verranno mantenuti anche quei bellissimi plateatici che il Comune aveva garantito fino ad ora, ovviamente a titolo gratuito, in alcuni parchi dove delle attività appunto avevano messo su dei gazebo, piuttosto che insomma creato degli allestimenti che hanno in qualche modo reso i quartieri dei luoghi più vivibili, anche più belli da vedere per certi Perfetto, versi. è stata chiarissima signora Donella. Allora prego Michalizzi, sui plateatici volevo poi fare anch'io e chiederle anch'io, però dato che l'ha fatto e me l'ha anticipato la signora, se vuole spiegare tutto Michalizzi. Sì, allora su Piazza Mazzini abbiamo già la ditta per eseguire i lavori di riqualificazione, un progetto costruito insieme ai cittadini. Non daremo grosso fastidio alla circolazione perché l'intervento in buona parte è all'interno della piazza, quindi semmai magari la piazza avrà qualche problema di agibilità sulla parte pedonale, però lì risistemeremo la pavimentazione rendendola più agibile, più confortevole. Oggi c'è il ghiaino, metteremo delle piastrelle e potenzieremo lì l'illuminazione. I lavori partiranno nel giro di qualche settimana, in 2 o 3 settimane io penso che lì siamo in grado di rendere operativa la ditta, che è già ingaggiata, cioè ce l'abbiamo già a disposizione. Dovrebbero durare circa 6 mesi i lavori di riqualificazione. Ho grandi aspettative, sarà una bella riedizione di quella piazza. Sperando che poi i tempi non si protraggano, ma quando si lavora con la scusa del Covid, con la scusa dell'aumento dei prezzi, con la scusa della guerra, vedo sempre ci sono ritardi dappertutto, e quindi anche vice sindaco, anche nelle abitazioni private dove chi doveva usare il 110 per ovvi motivi ne è venuto fuori un gran caos. Adesso sono in ritardo anche quelli lì, si fa fatica a trovare anche quelli lì, quindi proprio ci sono anche delle motivazioni per i ritardi. Certo, problemi nei cantieri ce n'è sempre. Quando si lavora, qua in Veneto si dice quando si lavora si sbaglia, quando si lavora si incontrano anche, come dire, difficoltà, imprevisti e cose di questo tipo, dalle bonifiche a quant'altro. Adesso pesa molto il tema dell'approvvigionamento, dei costi dei materiali che aumentano improvvisamente, quindi per le ditte aumentano dall'oggi al domani poi. Nel mercato privato questa cosa si nota, chi sta ristrutturando oggi per effetto del 110 questa cosa è molto... Sì, c'è stato qualche furbetto anche lì. Molto frequente, però le ditte cosa fanno? Ti fanno un preventivo che vale da qui a 5 giorni, no? Perché poi i prezzi possono cambiare improvvisamente. Anche lì sarebbe da fare, poi le faccio rispondere certo. sul plateatici. Non so, lei vede, cambia diciamo la caldaia, faccio un esempio. Qui ho 1000 offerte, 50% di sconto e via discorrendo, però io non so quanto 50% di sconto ci sia davvero, e le faccio un esempio Michalizzi. Se io vado a prendere la caldaia da un negoziante che conosco, mi fa lo sconto del 20, 25 o 30%, cioè faccio un esempio pratico: se la caldaia costa 2 milioni mi fa 1,5 milioni, mi fa 1.500 euro, mi scusi. Con il 50% lo mettono a prezzo pieno, più IVA e più tant'altro, vai a finire che risparmi un 10%, si risparmi, perché poi tutti ne hanno approfittato, ovviamente i negozianti grossissimi, tant'altro, per avere più introiti. Dunque non so se sia un 50% reale, questo per farlo capire ai telespettatori che già l'avranno capito. Quindi i prezzi sono aumentati, ho ristrutturato sono anch'io. aumentati, però molti ne hanno approfittato. Ne hanno probabilmente, infatti sono intervenute anche. Però per i comuni la cosa difficile qual è? Che il prezzo lo si fa al momento della gara d'appalto. E tra la gara d'appalto e la partenza dei lavori passano diversi mesi. La difficoltà di molte imprese a lavorare con noi oggi è questa, cioè il fatto che
quando hanno concorso per un lavoro, al momento in cui iniziano a lavorare diventa... Plateatici. Plateatici, allora oggi in giunta, quindi è una notizia anche fresca, abbiamo rinnovato la possibilità di poter rinnovare i plateatici, quelli come dire aperti per effetto delle iniziative, diciamo, per stare all'aperto, insomma, del Covid. Però attenzione, e questi fino al 31/12, però attenzione, sono terminati... Cioè fino alla fine di quest'anno. Sì, però al 31/03, al 31 marzo, finiscono gli incentivi, cioè le esenzioni che ha stabilito il governo, e quindi uno sa che se fa richiesta non c'è più quella copertura che lo Stato dava nella esenzione dei però plateatici. Però il povero mi dice che se uno tiene aperto il plateatico deve pagarlo. Esatto, come è sempre accaduto, però ha l'opportunità di beneficiare e questa è la possibilità che ha avuto il Comune di farlo e l'abbiamo fatto, di beneficiare della possibilità di utilizzare più spazio, magari quando con le regole invece tradizionali non si poteva fare. Non so se il Comune di Padova può fare qualcosa o il governo può fare qualcosa, però con tutta la crisi che hanno avuto, ristoranti che chiudono, insomma, una mano in più si poteva dare, dico io. Con la fine dello stato d'emergenza il governo fa cessare, noi dobbiamo adeguarci tutto giusto, io non dico, però l'aiuto che diamo è quello di poter garantire lo spazio in più, che per un commerciante non è male. Sì, ripeto, molti hanno chiuso, molti chiuderanno ancora perché la situazione non è delle migliori, però io mi auguro che quello che fa il Comune sia di aiuto, ovviamente. E ci sono le difficoltà della guerra che portano altre... Assolutamente sì, quindi gli aiuti dovrebbero essere, va bene, consistenti sotto questo punto di vista, però non è colpa dell'amministrazione. Andiamo con 4 messaggi, iniziamo col primo. Dennis. Volevo sapere quando saranno tolte le panchine al campo arcobaleno di Mortise, zona di spaccio e bivacco. Non conosco questa situazione, cioè la domanda se quando verranno tolte, se si sono già relazionati perché credo di aver capito, Micarici, che ci sono già, si siedono ovviamente. Non ho capito se però si sono già accordati col settore verde di toglierle oppure no, e quindi aspettano solo l'operatività. Se lo chiede. Allora però il parco arcobaleno me lo segno. Casomai dopo Dennis le darà o leggermente il numero di telefono di questo messaggio. Andiamo con un altro. Sono anni che in via Botta, a fianco di Corso Australia, si aspettano le barriere antirumore. Sì, ci sono molte zone, o tangenziale o ferrovia, dove in effetti la convivenza con queste infrastrutture è difficile. E qui il soggetto che deve mettere la barriera è il proprietario della strada, cioè quindi Veneto Strade, perché siamo in un tratto di competenza di Veneto Strade. Ogni volta cerchiamo di, come dire, concordare un piano di anche mitigazione di queste opere infrastrutturali. Alla fine il Comune, dove può, le mette. Abbiamo messo 2 anni fa le barriere fonoassorbenti in zona San Lazzaro, adesso dobbiamo metterle in zona Stanga. Qui dovremmo essere più, cioè, facciamo un ulteriore tentativo con Veneto Strade, perché quel tratto va messo a posto. Anche verso in zona Armistizio, per esempio, ci sono difficoltà di convivenza, è tutto un tratto che va difeso. Ha ragione. In modo al compito di Veneto Strade, quel tratto di... Noi possiamo, come dire, esercitare, come dire, pressione. Qui sarebbe importante che anche la Regione finanziasse dei piani di investimento, di mitigazione delle opere infrastrutturali, in modo tale che anche questi soggetti attuatori potessero in qualche modo investire non solo sull'infrastruttura che si sviluppa, che è importante perché la città si deve muovere, ma un'infrastruttura che si combina bene con le esigenze di una città, che sono anche quelle di vivere a casa propria in una situazione anche, come dire, dal punto di vista ambientale positiva. Altro messaggio, Dennis?
Buonasera Vice Sindaco, ho avuto riscontri positivi da parte di numerosi cittadini che hanno notato il ragguardevole numero di nuovi alberi piantati nell'ultimo periodo. Nel contempo ho avuto segnalazioni della necessità di posizionamento di panchine nella zona di Altichiero, nei tratti in cui è possibile passeggiare, attualmente totalmente sprovvisti. E sono, come dire, arredo urbano che è sempre richiesto, soprattutto lungo passeggiate. Se il Signore mi fa avere anche all'indirizzo di posta elettronica mio, vicesindaco@comune.padova.it, il punto esatto in cui, il tratto insomma in cui sarebbero utili queste panchine, vediamo di poterne fornire. Noi le acquistiamo sempre perché sono come dire, molto richieste. Bene invece questa cosa dell'impianto degli alberi, credo che si stia vedendo il grande sforzo che sta facendo l'amministrazione Giordani anche nel rinverdire la città con nuovi alberi, e questi li stiamo vedendo in questa fase insomma in tanti quartieri, in tante zone. Piantare un albero è un investimento per il futuro, lo fai oggi e ti garantisce, come dire, una città più verde per i prossimi decenni. Andiamo col quarto di questa serie, Denis, l'ultimo. Salve signor Vice Sindaco, come pensate di risolvere il problema delle erbacce che crescono ai lati delle strade? Grazie. E tra un po' arriva la stagione, qui si combatte anche con la legislazione che vieta l'utilizzo di diserbanti chimici, e quindi c'è tutto un trattamento che deve, come dire, essere anche rispettoso di chi lavora e dei materiali che non possono essere tossici lasciati in strada. Da quando è cambiata la legislazione per tutte le città è diventato molto difficile. Ci sono comunque dei trattamenti che si fanno, e quindi bisogna anzi, ora che la stagione è alle porte, partire per tempo per poter essere efficaci. Va bene, allora mi dicono che c'è la pubblicità e quindi andiamo in pubblicità, poi ancora con il Vice Sindaco. Ricordiamo i numeri, Marco, per interagire con noi, li ricordiamo sempre, vi ricordo, avendo cambiato il numero ICL, non più il 12 ma il 19, e chi si collega magari non lo sa, e ricordiamo 049 80 777 53 telefonate, 345 334 1171 per i messaggi. Il Sindaco risponde @gruppo-tv7.com per le email durante la settimana. Siamo sulla piattaforma anche di Facebook, sulla pagina di Reporter, potete scrivere e fare delle domande anche lì. A tra poco, rimanete con noi.